Ed il protagonista della serata di oggi. Questo è un vino prodotto qua a San Fratello, Vini Cancini. La capra al forno. A chi dedichiamo questo bicchiere? Salute e speriamo che ci siano sempre questi eventi a San Fratello, perché è un paese che merita. Capra. Vabbè, capra al forno. Buona degustazione! Beh, Martin Fest a San Fratello, inizia il grande viaggio tra i sapori. E qui cosa abbiamo? Una bella fagiolatina con del suino nero, una salsiccina di suino nero. Ecco a voi. Peccato che non potete sentire il sapore, ma almeno il colore. Una bontà, signori, veniteci a trovare, una buona Ma come si serata. prepara questo piatto? Fagioli borlotti, poi c'è della salsiccia di suino nero, della cipolla e poi va tutto in cottura con della conserva di pomodoro. E poi Semplicissima ma buonissima. e si mangia e con un bicchiere di vino si gode questa serata grande. E per il nuovo San Martino! Evviva San Martino! E continua la serata, emozione infinita in questo grande giorno qui a San Fratello. Circondati dai più grandi sapori, circondati da entusiasmo e da grandi complimenti che piovono per questa grande organizzazione. Oh, vieni qua! Buon San Martino in ritardo! Abbiamo panini con carne di cavallo, salsiccia di cavallo. Beh, sembra proprio che sta riuscendo alla grande. Qua cosa abbiamo? Abbiamo salsiccia locale e panini del panificio genovese. Dici così, evviva San Fratello, evviva San Martino, Viva San Fratello e viva Martin Fest! Diciamo di questa serata. Complimenti a tutti, all'organizzazione e a tutti i ragazzi che partecipano agli stand, bravissimi veramente. Ecco anche un piatto di buonissima trippa. Sapori straordinari, unici. Qui per Martin Fest a San Fratello. Amici di Bella Sicilia, continuano i sapori. Qui cosa abbiamo? Parlate forte. Salsiccia di suino nero dei Nebberi. Parliamo di questa serata. Che serata è questa? Lo dico io, una serata straordinaria e guardate, profumi passo dopo passo e l'entusiasmo che sale, che cresce, ma continuate a seguirci perché Martin Fest continua. E non può mancare il dolce per eccellenza. Esatto, hai detto bene. Qui stasera abbiamo i nostri cannoli con ricotta di bufala e cialda artigianale. È una ricotta particolare, come ho detto prima, che è una ricotta di bufala, che proviene da Nicosia, dal caseificio Albereto. A noi arriva, la facciamo sgocciolare, poi a sua volta la zuccheriamo e la setacciamo. Qui aggiungiamo un po' di grana di pistacchio e una scorzetta d'arancia fatta da noi. E voilà, il cannolo è pronto per essere mangiato. Saluto Allegro. La carne di capra era favolosa, Ottima, cotta abbondante in modo pure. eccellente. Cosa ne pensa di Buona. questa serata? Lei da dove viene? Sant'Agata Militello. Per questo appuntamento. Sono di Caronia però, vengo da Sant'Agata. Cosa ne pensa di questa serata? Bellissima, bellissima. Bella, pensavo ci fosse più freddo, invece si sta bene.
tutto sommato una bella serata. Grazie. E tra i sapori più buoni della nostra terra non può mancare questo. Eccoci qua, amici di Bella Sicilia, il panino con la pizza. E non si smetterebbe mai di mangiarlo. Mai. Ma quanto è buono questo panino. Mai, mai, mai. A pioggia. Cosa diciamo di San Fratello e di Martin Fest? È una bellissima iniziativa che deve ancora crescere e crescerà perché ha tutti i presupposti per diventare una bella manifestazione. Quindi venite, venite, venite. Salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Onda TV e Bella Sicilia, da 3/4 Ragazzusa. E la serata continua, San Fratello Martin Fest. Martin Feste. Amici di Onda TV e Bella Sicilia, buonasera, benvenuti a San Fratello. Siete all'interno dello stand delle associazioni che hanno organizzato la quinta edizione di Martin Fest, l'associazione Bulos e la Proloco. Qui potete vedere dei dolci che ci sono stati offerti, come potete ben vedere, dal panificio Celsa e Regalbuto, che voi già conoscete, e sono dei dolci tipici di San Fratello, bianche e nere, e le bianche sono decorate proprio a tema di Martin Fest. E dai nostri microfoni Claudia Giuffre, presidente dell'associazione Bulos. San Fratello Martin Fest, parliamo di tutto questo. Buonasera cari amici, anche quest'anno torna Martin Fest. L'associazione Bulos ci tiene ormai a questo evento e con grande affetto accogliamo tutti e siamo felici. Quest'anno è davvero bello, bellissimo. Con Benedetta Morello, presidente del Consiglio Comunale di San Fratello e socia dell'associazione. Continuiamo a parlare di questo grande evento. Buonasera amici, grazie per essere qui a San Fratello, grazie per la vostra presenza perché arricchite sempre le nostre manifestazioni. San Martino, Martin Fest giunge alla sua quinta edizione e quest'anno abbiamo cercato di dare il massimo, di riprendere quello che è stata la prima edizione di San Martino, tanti stand che abbiamo voluto dislocare lungo tutto il viale. Non ci siamo voluti concentrare in piazza proprio per dare maggiore possibilità alla gente di girare e assaporare tutte le peculiarità dei Nebrodi, vino novello, diversi tipi di panini, e quest'anno si aggiunge anche il panettone tradizionale prodotto da una nostra pasticceria locale che potrete vedere e spero assaporare e che vi possa anche piacere. L'impegno è stato tanto, sarà sempre maggiore, perché quello che conta per noi è migliorare e rendere un servizio ai sanfratellani e anche a quelli di fuori. Ringraziamo tutti quanti per la grande affluenza, ne siamo davvero felici, per noi è motivo di grande soddisfazione. Grazie. Un ringraziamento particolare, come dicevo all'inizio, va a voi, alle associazioni che si sono occupate dell'organizzazione di questa quinta edizione, quindi l'associazione Bulos e la Proloco di San Fratello, l'amministrazione comunale che ci ha supportato dall'inizio alla fine e anche l'Assemblea regionale siciliana e l'assessorato al turismo. Questi sono dei momenti che danno lustro al territorio, sono il frutto del lavoro di un'amministrazione che crede nel proprio territorio, crede nel lavoro che può svolgere nell'interesse del territorio e soprattutto nel lavoro che porta le eccellenze locali all'infuori dei confini cittadini, paesani e a volte anche regionali. È un'iniziativa che l'amministrazione ha fortemente voluto e rappresenta un punto di inizio. Non è la prima edizione, ce ne sono state già delle altre, ma sono sicuro che ce ne saranno delle altre ancora. Sono felice e orgoglioso da sanfratellano di aver dato il mio piccolo contributo, di poter essere stato utile alla realizzazione di questo evento e soprattutto sono molto felice della partecipazione. C'è una grande partecipazione, la gente è felice e entusiasta, perché vedete questi eventi sono motivi di aggregazione, sono motivi di gioia per una comunità, soprattutto una comunità montana che ha bisogno anche di questi eventi per andare avanti e continuare a crescere nell'insegno della buona amministrazione. Salutiamo tutti i presenti, quale augurio facciamo? Auguri a tutti, spero che questa sia una bella serata, nonostante il freddo, il tempo è stato clemente, ci sono tante eccellenze locali, valorizziamole e siamo grati per quello che abbiamo, perché la Sicilia è una terra bellissima, aspetta solo a noi cercare di migliorarla. Grazie onorevole, buona serata, grazie a voi. Saluto da San Fratello con queste dolcezze. Dolcezze infinite, guardate.
La serata continua, grazie, arrivederci. Sì, allora, finalmente l'evento ha raggiunto la quinta edizione e diamo spazio alle peculiarità siciliane, diamo spazio ai nebrodi, diamo spazio alla bontà dei nebrodi, quindi ai prodotti locali e perché no alla buona musica siciliana. Quindi era una volontà dell'amministrazione, ci tenevamo e finalmente abbiamo raggiunto un livello sicuramente più elevato. Vi preannuncio che dal prossimo anno sicuramente l'evento sarà fatto in più giornate proprio per dare ancora più spazio ai nostri produttori locali, quindi sia buon vino e sia ottima cucina e prodotti. Grazie, un saluto agli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Grazie a voi e un saluto a Bella Sicilia. Grazie. Ciao, forza. Viva San Fratello! Amici di Bella Sicilia, continuano i sapori, qua cosa abbiamo? Panino con hamburger e provola affocata. La fogliera. Provola squagliata sulla brace. Provo l'hamburger e adesso Ci sono tutte le salse, c'è salsa cheddar, salsa maionese, ketchup, cheddar, salsa. E ci rivediamo signora, da San Marco d'Annunzio oggi a San Fratello. Oggi a San Fratello c'è molto freddo. Ama vivere gli eventi che ci sono nel comprensorio, Sì, perché il certo, comprensorio certo, offre mi tanto. piacciono. Sono nata io con questi eventi. Da quando ero piccola mio padre ci insegnava, ci imparava, ci portava a ballare, a lavorare, a tutti i costi. E ci ha detto che anche sa ballare. Sì, e già ho ballato quando sono arrivata, c'era la musichetta e mi sono messa a ballare. Allora ci salutiamo mentre balla, perché le serate spettacolari, piene di sorprese, di allegria. Vedere anche ballare la signora e il suo nome. Ricco Galluzzo Concetta Benedetta, Possiamo sapere quanti anni ha? nata a Militello Svarino, primo 12:35. Primo 12:35, 88 il primo dicembre. 88 anni. Il primo dicembre. Complimenti. Ed il video finisce con questo ballo. Prego. Buonasera a tutti! Grazie anzitutto al pubblico favoloso, io vi ringrazio enormemente per l'applauso, ma generalmente quando io saluto il pubblico corrisponde con un saluto. Uno l'ha capito, uno. Lei è un quoziente intellettivo straordinario. Allora, vi do una terza ed ultima possibilità per iniziare al meglio questo spettacolo. Bambini, non mi amate! Scusate bambini se vi ho traumatizzato. Buonasera a tutti! Vedo alcuni ancora applaudono, saranno gli stranieri in vacanza.